Nuovamente buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto, seconda parte e secondo ospite a cui diamo il buongiorno è il coordinatore del Centro Trapianti del Veneto, Gianpietro Rupolo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E ben trovato, è l'occasione per parlare, per confermare soprattutto se si tratti di un primato veneto nuovamente, quello per quanto riguarda trapianti e donazioni. Lei è tornato recentemente alla guida del Centro Trapianti e i numeri appunto presentati recentemente sono elevati, diciamo, il Veneto continua ad essere una regione traino per questo tipo di intervento. Ma i numeri, come è noto, sono stati esposti in una conferenza stampa pubblica, viene fatta annualmente una restituzione, come dire, di sistema anche da parte anzi soprattutto da parte dell'assessorato alla sanità, dall'assessore. Ci dicono che lo scorso anno, il 2012, questa regione, la regione Veneto, è stato il migliore anno per numerosità e tipologia di trapianti e di donazioni degli ultimi 10, quindi c'è da essere estremamente soddisfatti di un sistema trapianti che è parte del sistema sanitario veneto, evidentemente, che è un elemento di evidente eccellenza in termini tecnici, in termini di qualità, in termini numerici, ma credo che ci sia di essere anche estremamente soddisfatti, e questo è un indicatore di tipo sociale, direi, della capacità della popolazione veneta, ma non solo, di essere solidale con le altre persone, di comprendere che donare significa fare un gesto di generosità che consente la cura e consente in molti casi di salvare la vita. Ecco, su questo ci puoi aiutare, nel senso che ci può parlare dei 13 anni di attività del Centro Trapianti, ma anche di come sia stato seminato il lavoro di questi 13 anni, cioè in sostanza non ci si sveglia un giorno, si crea il centro, ma ci si lavora ben prima, insomma, e in questo lavoro, diciamo, si è pensato sia la parte tecnica che la parte, definiamola, sociale, insomma. Guardi, ha ragione lei, cioè diciamo che i dati del Veneto degli ultimi anni indicano una sostanziale tenuta e delle scarse oscillazioni, cioè generalmente il trend ovviamente non può essere in aumento permanente, il fatto che lo scorso anno fosse stato il migliore degli ultimi 10 insomma, ha un significato, come dire, psicologico, di gratificazione per gli operatori, va detto perché è giusto elemento informativo. Però bisogna dire anche che le scarse oscillazioni, il fatto che i nostri centri di trapianto continuino a essere tra i più interpellati anche a livello internazionale, cioè ci vengono inviati pazienti anche da altri paesi, il fatto che noi siamo in grado di rispondere in qualsiasi momento a qualsiasi sostanziale tipo di emergenza su un fronte molto ampio è il risultato di un lavoro che viene da lontano. Certamente viene dall'epoca, non ci sarebbe stato possibile senza la intuizione, la preveggenza e la capacità profetica di alcuni pionieri assoluti, parlo per esempio del professor Confortini, che a Verona eseguì il secondo trapianto di rene del nostro paese, che poi pensò, assieme a un collega che era un chirurgo milanese, il professor Malan, e a un altro uomo il cui nome è molto noto perché è stato anche Ministro della Salute della Repubblica, il professor Sirchia, di fondare la prima organizzazione trapiantologica italiana, il Nord Italia Transplant, che tuttora esiste, o piuttosto penso alla capacità profetica di un altro grande uomo, che purtroppo anche lui non c'è più, insomma il professor Gallucci, a cui dobbiamo il primo trapianto di cuore nel nostro paese, ma non lo so, anche al professor Giovanni Rama, il profeta del trapianto di cornea, insomma, tutta gente che seppe andare al di là di quelli che erano, vedere al di là di quelli che erano i limiti che la tecnica del loro tempo consentiva e seppero intravedere la nuova strada. Su queste tracce, sulle tracce dei pionieri, poi si misero che cosa? Alcuni uomini di buona volontà, sto pensando, perché è giusto fare anche i nomi, insomma, no? Sto pensando al professor Emigio Verlatto, antico primario di anestesia al San Bortolo di Vicenza, che poi fu, che è ancora vivente, anche se molto anziano e che è in buonissima salute, e che fu il primo coordinatore regionale del Veneto e che proprio fece
di questo una missione proprio da fare porta a porta, il dovere della donazione, e dopo su questo ci sono state le norme, le leggi fatte sia dal Parlamento sia dall'amministrazione regionale che seppe recepire e applicare la normativa nazionale. Mi riferisco alla famosa legge 91 del 1999 che ha dato una sistemazione sia all'organizzazione del sistema trapiantologico nazionale, su cui poi le regioni hanno sviluppato i propri modelli, sia che ha stabilito le norme riguardo alla titolarità della espressione di volontà in ordine alla possibilità di donare organi o tessuti dopo la morte. Ecco, questa legge indica proprio per il cittadino quello che sostanzialmente deve fare, cosa può fare, ecco, non deve. Certo, il cittadino ha il diritto, non ha il dovere, ha il diritto di dare quelle che io definirei delle direttive anticipate. Mentre è in vita può esprimere la propria volontà rispetto a questo gesto, se ritiene di doverlo fare, o rivolgendosi presso le aziende sanitarie, presso i distretti, presso gli uffici delle relazioni con il pubblico delle aziende sanitarie, che possono raccogliere delle espressioni di volontà, o portando con sé un documento in cui questa espressione di volontà sia scritta in maniera esplicita, o anche, e anche questo è stato stabilito recentemente da una norma recente, iscrivendosi all'AIDO. La iscrizione all'AIDO equivale a un'espressione di volontà legale. Queste espressioni di volontà vengono, come dire, centralizzate in un sistema informativo nazionale, che si chiama SIT, Sistema Informativo Nazionale, che viene consultato dai medici nel caso in cui la persona deceda, e questo consente quindi di poter procedere alla donazione degli organi e dei tessuti rispettando la volontà del cittadino. Quando questo capita invece con i parenti, molto spesso c'è una, non dico discussione deve essere fatta, ma certamente qualcosa che viene vissuto al momento e rispetto appunto alle vostre, chiamiamole, richieste, insomma. Non sempre c'è una risposta vera e propria. Per quello che è. Non ci sono risposte spesso affermative da questo punto di vista, o c'è anche qui una sensibilità che aumenta? La sensibilità è consolidata in questa regione, è consolidata perché per anni si è parlato, perché per anni si è cercato di fare informazione corretta, perché poi i cittadini vedono anche i risultati di quello che si fa, insomma, no? Cioè i pazienti trapiantati cominciano a essere una bella corte, è tutta gente che cammina per la strada invece di essere dentro un letto o peggio, dentro una fossa. E questi sono certamente dei testimoni. Detto questo, per coloro che non hanno potuto o non hanno voluto esprimere la loro volontà a titolo personale, è chiaro che la legge prevede che vengano interpellati i familiari secondo una sequenza che è molto precisa, no? Per cui per i coniugi vale l'altro coniuge, per i genitori vale la volontà dei figli e per i figli vale la volontà dei genitori, e insomma c'è una sequenza specifica che definisce chi ha la titolarità. Che cosa si chiede nella sostanza a queste persone? Non tanto di scegliere al posto di. Questo spesso questa cosa viene vissuta così, ma è un malinteso. Si chiede a queste persone di aiutare i medici, o quelli che sono in quel momento là, a comprendere quale sia stato in vita l'orientamento della persona rispetto a questo gesto della donazione. Perché quindi non si chiede di dire di sì. Se le persone riescono a interpretare o a rimandare l'idea che la persona, il potenziale donatore, insomma, era una persona generosa, una persona solidale, una persona che avrebbe aiutato gli altri, è chiaro che questo aiuta la famiglia a fare la scelta della non opposizione, perché di questo si tratta. Rispetto alla disponibilità abbiamo già detto, va dato un dato però, e cioè il tasso di opposizione medio di questa regione
è stato lo scorso anno del 20, qualcosa per cento, cioè una volta su 5 ci siamo trovati di fronte a dei no. E questo è un dato assolutamente fisiologico, insomma, in tutto il mondo occidentale, insomma, no, di cultura occidentale, l'Europa e le Americhe, è ormai assodato che è chiaro che non ci si può aspettare un sì da parte di tutti e che c'è una certa quota di persone che per motivi che vanno da quelli di tipo religioso, condizioni o fedi diverse, a motivi che attingono alla vita privata, al vissuto, alla qualità delle relazioni emotive che c'erano con la persona defunta, con il potenziale donatore, mediamente una persona su 5 decide no. Quindi il 20% di opposizione in questa regione sono un tasso assolutamente fisiologico che può oscillare un po' in su, un po' in giù, ma insomma lo riteniamo tutti, io per primo come coordinatore regionale, un ottimo risultato. Cultura occidentale diceva, però in questa cultura globalizzata c'è anche molta presenza, diciamo, diceva per scelte religiose può esserci anche una differenza oppure rientra nel fisiologico che sia abbastanza equamente divisa? Diciamo che è più facile, dunque, quando ci trova di fronte a persone che come dire, partecipano fortemente alla vita dal punto di vista religioso, alla vita della loro comunità, è più facile che la donazione trovi un consenso nelle persone che hanno fedi di radice cristiana. Però anche nelle popolazioni immigrate che sono islamiche, la cultura piano piano sta prendendo piede. Ma voglio dare un dato: i donatori del Veneto, i donatori di organi, che sono quelli, come dire, è la donazione più clamorosa in qualche misura, no? Anche se non è la più cioè anche se numericamente sembra piccola, ma dopo potremo anche le cifre, poi vedremo qualche numero. Sono stati lo scorso anno 123 in questa regione. Bene, in numero crescente appartengono i donatori, sono sempre di più anche quelli che appartengono a etnie che sono immigrate. Il 15% di questi 123 donatori non erano italiani, erano immigrati. Per cui e questo numero e questa proporzione sta crescendo progressivamente. Indice evidente che come dire, il messaggio che viene rimandato è un messaggio che arriva anche a loro, almeno in parte, credo, e indice anche che sappiamo sempre di più comunicare dentro gli ospedali anche con etnie diverse. Importante perché poi può essere incaricato ai risultati ottenuti, si diceva prima che effettivamente questi trapianti possono portare a piccoli risultati e a miracoli veri e propri. Avete vissuto appunto davvero in tante occasioni situazioni di recupero di persone che si pensava non avessero più. Diciamo che i trapianti d'organo sono quasi tutti da considerare di salvavita, no? Cioè, il trapianto di rene apparentemente lo è meno perché sembra che ti tiri fuori solo dalla dialisi, la verità è che la mortalità in dialisi la previsione di vita mentre sei in dialisi non è una previsione lunga, al di là del fatto che sei costretto a giorni alterni a recarti in ospedale e a restare alcune ore inchiodato, la qualità della vita è pessima, però insomma è chiaro che il trapianto di cuore, il trapianto di polmoni, il trapianto di ferro sono trapianti salvavita e il fatto di poter salvare delle vite è un elemento, è forse l'elemento cruciale della medicina in qualche misura. Parlavo di piccole soluzioni invece, piccole cose che non sono tanto mai piccole quando si parla di questo tipo, legato invece ai tessuti, quindi in questo caso permette interventi davvero... Ma ci sono quelle che possono sembrare piccole donazioni, ecco. No, le piccole donazioni sono nel senso apparentemente meno clamorose,
non so, la donazione delle cornee, la donazione, chiaramente sono donazioni post mortem, la donazioni di segmenti ossei, anche questi in parte post mortem, ma si possono fare anche da vivente, piuttosto che la donazione della cute. Però un trapianto di cornea consente di ricominciare a vedere, non è mica male, no? Cioè, se si ha una malattia congenita della cornea che si chiama cheratocono, che è una deformazione, che è l'indicazione principale per un trapianto di cornea, che impedisce di avere una vista a fuoco e che si sa che è progressiva e che conduce sostanzialmente a una quasi cecità, piuttosto che a una lesione acuta della cornea per una perforazione o un operaio che abbia, gli venga un acido nell'occhio, insomma. E con un intervento che peraltro chirurgicamente ormai si fa in day surgery, quindi è pochissimo invasivo, si riesce a restituire una vista perfetta, beh, insomma, piccolo dono, non lo so, ma io direi grande dono, no? Rispetto a non vedere. Ma pensiamo al trapianto di cute, che consente di salvare la vita dei grandissimi osteonati. Insomma, io cito un caso perché è clamoroso, non posso non citarlo. L'unico sopravvissuto della famosa strage di Viareggio di qualche anno fa, l'incidente del treno merci che esplose, che trasportava gas e che esplose, ci furono molti morti sul momento e molti feriti dopo. L'unico ferito che sopravvisse fu curato presso l'ospedale di Padova e sopravvisse dopo alcuni mesi di ricovero, dopo decine di interventi di trapianto di cute, e ha potuto tornare a casa con le sue gambe. Sono risultati che fanno molto pensare e ben sperare. Altro che. 2 minuti prima di finire la nostra prima tranche. Ha accennato poco fa le donazioni da vivente e sono molto importanti, pensando, 2 esempi diceva, le vene varicose, durante operazioni varicose, ma anche per esempio le operazioni della testa del femore, che quindi possono essere recuperate in qualche modo. Ci sono delle donazioni che noi possiamo fare che non ci costano nulla, perché sono parti di noi che normalmente vengono, se no vanno all'inceneritore, no? Quando veniamo operati, si dice intervento di stripping per un termine tecnico, ma insomma ci si va a togliere le vene varicose e quindi la vena viene tolta via, o piuttosto quando si viene operati di protesi d'anca e la testa del femore viene tolta, quella originale. Bene, questo forse è una delle parti meno conosciute, ma che meriterebbe essere più conosciute, cioè dare il proprio consenso al fatto che la safena che ci viene tolta, la vena della gamba che ci viene tolta, venga donata e portata nella banca di tessuti, opportunamente trattata evidentemente, eccetera, significa anche dare il proprio consenso affinché essa venga utilizzata per fare un intervento, per esempio, di bypass aortocoronarico, cioè si può essere questa roba che non ci serve più, che andrebbe bruciata, può servire per rimettere in salute una persona gravemente ammalata, così come con la testa del femore si possono produrre dei derivati dell'osso che possono essere utilizzati negli interventi di ricostruzione ossea per i gravi fratture, gravi traumatismi, soprattutto nei giovani. Questi sono doni che veramente non costano veramente nulla, se non una modesta attenzione, la capacità di raccoglierli, la capacità di vedere che si può aiutare gli altri con gesti molto piccoli. Basta una firma, capiremo tra poco anche con il professor Rupolo dove e come si possono fare. Tra poco qui a 7 in punto. Abbiamo sentito dunque 2 esempi pratici di donazioni di tessuto da vivente e capire appunto con il dottor Rupolo come si possa fare per poter effettivamente certificare queste donazioni. Per le donazioni da vivente non è possibile, come dire, dirlo prima, anche perché sono legate, come avete capito, al fatto che noi doniamo delle parti del nostro corpo di cui dobbiamo, per alcuni elementi contestuali, virgolette, liberarci. Quindi viene chiesto al momento. Viene chiesto al momento, quindi questa è una cosa che viene fatta dagli operatori sanitari degli ospedali, in cui
questo processo è attivo e quindi viene chiesto l'aumento. Viceversa, per esprimere la propria volontà in ordine alla donazione in senso generale, la cosa migliore è quella di rivolgersi ai distretti sanitari delle aziende sanitarie, piuttosto che, ho detto, agli uffici di relazioni con il pubblico delle aziende sanitarie, iscriversi all'AIDO, che ha un valore legale, assolutamente. In alcuni comuni del Veneto è in corso una sperimentazione che sta avendo dei discreti risultati e adesso verrà allargata anche ad alcuni comuni del Trevigiano, fra cui Silea, ma tra questi comuni per esempio c'è un comune capoluogo di provincia come Belluno, c'è il comune di Legnago, c'è il comune di Bassano, non riesco a citarli tutti, sono cioè una decina complessivamente. Una decina circa, nei quali grazie alla collaborazione, io qui colgo anche l'occasione per ringraziare le amministrazioni comunali che hanno aderito a questo progetto regionale che è partito qualche anno fa, che sta piano piano progredendo, è possibile esprimere la propria volontà in ordine alla donazione al momento in cui viene rinnovata, si reca allo sportello dell'ufficio anagrafe a rinnovare la carta d'identità. È stata anche recentemente normata per legge, questa che è stata una sperimentazione che è partita dal Veneto, per cui il collegamento, diciamo, tra gli ufficiali d'anagrafe particolarmente formati per poter dare le giuste e corrette informazioni alle persone che lo desiderino e le strutture sanitarie sta consentendo di raccogliere delle espressioni di volontà. Quindi canali per esprimere la propria volontà ce ne sono molti, si tratta di, come dire, prendere il coraggio un po' a due mani, perché mi rendo conto che c'è un aspetto psicologico di non poco conto, e cioè che noi tendenzialmente facciamo fatica a pensare alla nostra morte, no? Ecco, è giusto che sia. Ci penserò domani. Esatto, ci si pensa sempre domani. Ed capisco, è corretto, cioè voglio dire, è un atteggiamento fisiologico, insomma, però, come dire, così come si fa testamento dei propri beni terreni, delle proprie proprietà, e si pensa di destinare questo a questa, al figlio piuttosto che a qualcun altro, riuscire a lasciare una traccia della propria espressione di volontà su una tematica così delicata certamente aiuterà la propria famiglia a affrontare questo difficile passaggio più serenamente, perché non deve farsi carico di questa scelta, perché in qualche maniera, ancorché nel modo che ho detto prima, la famiglia finisce per farsene carico. Non lasciamo dietro di noi, cioè, un conto aperto che altri devono poi chiudere, e esprimiamo peraltro una garanzia che a qualcun altro che ancora non conosciamo sarà possibile sopravvivere o vivere meglio grazie a questo gesto che noi stiamo compiendo. C'era una percentuale importante da sottolineare, quel 30% che rappresenta il volume nazionale dei tessuti raccolti nelle banche dei tessuti in Veneto. Il 30% ovviamente la popolazione veneta sarà un quindicesimo, non un terzo della popolazione nazionale. E mi chiedo, per il futuro è auspicabile che questa percentuale diminuisca o può essere un No, questa percentuale io credo che aumenterà. Questa sì, insomma, quindi tra il Veneto appunto sì. Noi, proprio per la struttura che avete dato al lavoro, la sistematicità del lavoro, la presenza di strutture importanti come la Banca degli Occhi di Mestre, la Banca dei Tessuti di Treviso o quella di Verona che ho citato prima per la Cute, che sono dei punti tecnici di riferimento, ma sono anche delle strutture dove si pensa sistematicamente al coinvolgimento della popolazione, no? Attraverso manifestazioni che vengono organizzate itineranti per le città, non manifestazioni tristi o scientifiche o altre cose, manifestazioni anche che hanno il senso della restituzione alla comunità di ciò che la comunità ha fatto per il sistema sanitario, che significa per i pazienti poi in buona sostanza, che vuol dire che la società, la comunità fa per se stessa, si autoaiuta, ma in questo modo aiuta anche altri, perché come giustamente lei ha detto, questa regione da sola raccoglie e poi quindi distribuisce il 30% dei tessuti oculari e di altro genere di tutto il paese. Quindi non solo noi facendo così ci siamo molto aiutati, perché per esempio per quanto riguarda
le cornee, facciamo 700 trapianti di cornea all'anno in Regione Veneto e le liste d'attesa per il trapianto di cornea in questa regione è zero. Cioè, nel senso che se uno ha bisogno di trapianto di cornea in questa regione il tempo di attesa è quello legato, come dire, a fare gli esami, ad andare dal medico, al reparto dove fanno il trapianto, insomma, lista d'attesa zero. Ma siamo in grado di aiutare gli altri ad abbassare le loro liste d'attesa, non solo in Italia, ma qualche volta anche siamo in grado di aiutare altri paesi a rispondere a emergenze assolute. Pensate, come ne ho già citato, ma non è così infrequente, le perforazioni delle cornee da trauma, che sono frequenti anche in giovane età, piuttosto che le lesioni lacaustici. Perdere la vista e non avere a disposizione una cornea per un trapianto è un dramma sociale importante, oltre che un dramma personale. A 2 minuti dai saluti, cosa ci descrive per il futuro da questo punto di vista? Ci diceva poco fa allora che questa percentuale potrebbe aumentare, lavorando come? Ma noi stiamo lavorando a un rafforzamento dei sistemi comunicativi con la popolazione e quindi avremo presto un blog regionale delle banche dei tessuti in cui si parlerà di donazione e sarà possibile anche interloquire e sarà gestito in maniera molto interattiva, in modo che sia un canale aperto, sempre aperto, che va al di là delle comunicazioni ufficiali. Per altro verso, invece, sul versante più squisitamente scientifico, l'introduzione di nuove tecnologie che abbiamo cominciato a fare negli ultimi 2 o 3 anni ci consentiranno, per esempio, sono strumentazioni sofisticate, che è difficile descrivere ma è facile immaginare, che consentono di mantenere gli organi perfusi dopo il prelievo, ci consentiranno di aumentare i tempi tra il momento del prelievo e il momento del trapianto e quindi di come dire, aumentare la trapiantabilità degli organi significa aumentare i trapianti possibili a parità di organi donati. E dall'altra parte l'utilizzo sempre più diffuso, che soprattutto i cardiochirurghi stanno facendo, di impianti di pompe miniaturizzate che aiutano il cuore a funzionare in attesa di un trapianto cardiaco, ci consentirà di ridurre la mortalità in lista d'attesa, in particolare in questo caso di attesa per un trapianto di cuore, e quindi di dare maggiori speranze a quei pazienti che appunto aspettano un cuore nuovo. Insomma, il panorama complessivo, non c'è tempo per descriverlo tutto, è in grande movimento e io credo che avremo delle buone e positive sorprese. E una squadra veneta soprattutto, che da questo punto Ma la squadra veneta già c'è, insomma, no? Noi non a caso... io non sono il coordinatore del centro regionale per i trapianti, di cui sono il direttore, ma in questa regione l'amministrazione regionale ancora nel 2005 decise che tutti i punti della rete dovevano formare un sistema e quindi noi abbiamo, e credo che sia una delle chiavi di volta per spiegare il successo, noi abbiamo un sistema regionale per i trapianti che mette in rete gli ospedali grandi e gli ospedali piccoli, le banche, i centri di trapianto, una sinergia importantissima che è un modello anche per il resto del sistema sanitario. Grazie dunque per le notizie, per il futuro stesso che ci è stato descritto, insomma, e ci permetterà di riparlare anche prossimamente con il primo direttore del Centro Trapianti del Veneto. Buona giornata. Grazie, buona giornata e buona giornata agli ascoltatori. Grazie anche a voi per l'ascolto, vi ricordo in giornata 12:40 prima edizione del nostro TG7 Nord-Est, 7 in punto torna come di consueto domattina alle 7. Grazie e arrivederci.